Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video voglio fare un attimo di chiarezza e riepilogare con voi quello che sarà il budget che Aurelio De Laurentiis stanzierà nel prossimo mercato estivo per rinforzare la rosa del Napoli. Una rosa del Napoli che dovrà essere assolutamente, per forza di cose, no? Più profonda, perché il Napoli la prossima stagione, come sapete benissimo, si ritroverà a giocare, a competere in 3 competizioni: campionato, Coppa Italia e Champions League, quindi si giocherà ogni 3 giorni, quindi serviranno 7-8 giocatori. Vediamo un attimo i nomi sui quali Napoli sta puntando maggiormente oggi in questo video. Vi do anche gli ultimi aggiornamenti. Detto questo, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale I Signori di Napoli, il canale dedicato a tutte le ultime news direttamente sul nostro Napoli. Attenzione signori, perché ieri purtroppo, come sapete, il Napoli ha fallito l'appuntamento contro il Bologna, portando a casa un risultato, il risultato appunto di 1-1. Detto questo, il Napoli si trova a -3 sull'Inter. Abbiamo sciupato l'occasione di rimanere a -1, no? Insomma, di agguantare, ecco, l'Inter a -1 lunghezza. Però detto questo, vedremo nelle prossime partite, anche molto importante, se andrà avanti o meno in Champions League l'Inter. Inutile dire che un'Inter occupata anche in Champions League può lasciare magari indietro qualcosina nel campionato, quindi ecco, bisognerà assolutamente seguire con attenzione il percorso dell'Inter in Champions League. Detto questo, nel video vi ho detto, insomma, che avremo parlato di calciomercato, e così facciamo. Ci sono dei vari rumors che si susseguono in questi giorni relativi a secondo i quali appunto il Napoli non avrebbe delle particolari risorse economiche da investire nel prossimo calciomercato. Una notizia assolutamente falsa, perché come sapete la prossima estate il Napoli incasserà 75 milioni di euro da Osimhen e più, con qualche cessione, no, di qualche giocatore in prestito come Foloruscio, no, oppure altri giocatori che abbiamo, potremmo arrivare tranquillamente a un budget di 100 milioni, considerando anche gli introiti della Champions League. Insomma, il Napoli si ritroverà a essere veramente la protagonista del prossimo calciomercato estivo. Conte resterà sulla panchina azzurra e chiederà 7-8 giocatori a De Laurentiis. Attenzione però signore, facciamo chiarezza: non 7-8 titolari, magari 2-3 titolari, 2-3 primi cambi e magari un paio di giovani sui quali puntare per il futuro. Perché questo? Perché una rosa più ampia servirà al Napoli per forza di cose, no? Perché come vi ho detto nell'intro, avremo 3 competizioni, giocheremo ogni 3 giorni, e quindi sarà fondamentale avere dei ricambi più o meno dello stesso livello degli 11 titolari. I nomi fondamentalmente sono 2 in questo momento. Il primo per la difesa è Comuzzo, giocatore italiano della Fiorentina, per il quale commesso chiedeva 40 milioni lo scorso gennaio. Alla fine il Napoli ecco, ha scelto di rimanere così, soprattutto di non spendere tanto per un difensore. Ma attenzione, perché Comuzzo torna sotto la lente di ingrandimento di Manna per la prossima estate. Aperta parentesi, vi ricordo che il calciomercato clamorosamente aprirà dall'1 al 10 giugno, no? Per il mondiale per club. Detto questo, Comuzzo per la difesa. In attacco gli occhi si sono spostati con decisione su Lorenzo Luca e Bonni del Parma, scusate, ve ne ho già parlato ieri. In queste ultime ore si sono intensificati, attenzione signori, i contatti con Lucca, con l'entourage di Lucca, per cercare di strappare il sì del giocatore e poi presentarsi di fronte ai Pozzo dopo aver ottenuto già il via libera dell'entourage. Di conseguenza si proverà ad abbassare la richiesta dei Pozzo per Lucca, che al momento chiedono 40 milioni, un po' troppi. Non per le casse del Napoli, per le casse un po' di tutti, perché comunque il giocatore sta facendo bene, ha 24 anni, è nel pieno della maturità, ma non vale assolutamente 40 milioni. C'è il rischio che il Napoli, avendo un budget così importante, possa vedersi maggiorati, diciamo, determinati cartellini, ma
Manna sicuramente saprà trattare bene e comunque saprà giocare molto bene le sue carte in sede di trattativa. Detto questo, signori, Napoli che si prepara a allungare la propria rosa con 7-8 giocatori, ve lo ripetiamo, 3 titolari, 3 primi cambi e magari 2 giocatori per il futuro. Occhio su Bonni del Parma. Detto questo, ditemi cosa ne pensate di Comuzzo e di Luca, se secondo voi possono essere due titolari del nostro Napoli per la prossima stagione. Grazie per essere stati con noi.